Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, amore universale, energie universali, melatonina vibrazionale. In altre parole abbiamo condensato in una pillola tre circuiti radionici, cioè uno radiostesico e due radionici molto importanti. Ma prima di iniziare questa piccola micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di The Garda e Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e vedete sotto in descrizione il link qui sotto, e anche nel canale Telegram qui sotto sempre il link in descrizione, e perché al lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico, l'entrata è gratuita e siamo quasi 150 persone come minimo, grazie eventualmente anche per un super like. Bene, iniziamo questa micropillola in cui oggi parleremo di radiostesia e radionica. La prima cosa che voi vedete è questo bellissimo quadrante che si può scaricare gratuitamente nel sito alcapitano.altervista.org o nei nostri gruppi Facebook. Cos'ha di particolare? Ha la linea della vita, vedete? Guardate bene, si parte da qua e si arriva qui fino a 90 anni. Metto questo quadrante perché vedo che c'è molta come si dice, tensione nei social e in giro per lo stivale, quindi il vostro Marietto ha dato questo circuito, cioè praticamente questa mappa, proprio per tranquillizzare le persone. Quindi prendete questa mappa, guardate un po' 2020 com'era portata la vostra linea del destino e della vita qua, e quindi vi potete tranquillamente praticamente orizzontale, cioè nel senso vedere più o meno quanto è che sarà la vostra aspettativa di vita. Se siete dei trentenni e siete più o meno qui, no, avete ancora, e se la vostra linea della vita arriva più o meno fino a qui, avete ancora più di 60 anni. Ecco, questo è solamente una piccola mappetta che può aiutare soprattutto se le persone sono ansiose, quindi si prendono questa piccola mappetta e guardano nella propria mano più o meno quanto è la loro aspettativa di vita. Bene, la passiamo alla prossima, che ormai voi conoscete benissimo per chi segue il vostro Marietto Veneziano, che è il quadrante radiostesico di valutazione, in cui naturalmente lo dobbiamo fare tutti ogni volta che seguiamo queste pillole didattiche per vedere se questo percorso va bene per le persone che mi seguono, cioè nel senso ognuno se lo deve fare per sé. Qui si mette il testimone, sapete che è una fotografia oppure un cappello, un pezzetto di unghia, un po' di saliva, un nome scritto su un pezzetto di carta con la data, si mette qua, vedete dove c'è il pallino, si prende il pendolino e si chiede se questo trattamento va bene per noi o per me, oppure per la persona che volete, su cui volete farlo. Quindi vedete che il pendolino in questo caso qua dice di sì. Vedete? Bene, passiamo al prossimo quadrante. Il prossimo quadrante è il classico quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento. Qui andiamo a praticamente vedere, a chiedere se poi avrà successo o meno l'operazione radiostesica che noi facciamo. Prendiamo il pendolino, sempre il testimone qua, ricordatevi, o vostro della persona, e chiedete che risultati avrà. Quindi vedete che in questo caso qua il pendolino dice molto favorevole. Molto bene, passiamo alla prossima operazione. Vi ricordo che questi quadranti radiostesici per la valutazione si possono scaricare gratuitamente nel sito alcapitano.altervista.org e anche nei gruppi di Facebook di Il Degare e Marietto Veneziano. Passiamo alla prossima, e qui, visto che incominciamo a usare un quadrante, un circuito radionico per la melatonina, chiediamo quante ore possiamo lasciare il nostro bicchiere d'acqua sul quadrante, e vedete, chiediamo quante ore deve stare l'acqua o il bicchiere d'acqua o la bottiglietta d'acqua sul quadrante della melatonina.
Vi ripeto che il quadrante della melatonina, cioè scusate, il circuito radionico melatonina l'ha regalato Ruggero Moretto, il grande radiestesista Ruggero Moretto, all'umanità in modo gratuito. Io la prima volta che l'ho visto è 2003-2005 circa, sul sito, sul forum XMX. Bene, vedete che più o meno deve stare quasi 7 ore, quindi vi consiglio di mettere una bottiglietta chiusa con un goccino di rum dentro, una goccina tanto per lasciare l'acqua disinfettata eventualmente. Poi chiaramente dovete sempre provare in modo empirico come questa melatonina vibrazionale funziona. Quindi prendete il circuito radionico che potete scaricare tranquillamente dal sito del capitano.altervista.org in modo gratuito. Vi ricordo ancora che questo circuito radionico è stato regalato all'umanità dal grandissimo radiestesista Ruggero Moretto. Bene, mettete qui il vostro bicchiere rotondo che non deve avere nessun tipo di disegno o lavorazione con l'acqua che volete. Prendete il pendolino e fate andare in senso orario il pendolino per quanto tempo volete, minimo 21 giri o fino alla fine della sua corsa. Fatto questo chiaramente è una pillola didattica, quindi non sto a far andare il pendolino fin quando si ferma. Fatto questo, prendete la vostra macchina radionica con sopra l'acqua e la posizionate in posto sicuro per 7 ore. Dopodiché, in modo empirico, provate per quanto tempo e che potenza ha questa melatonina nel vostro corpo. Chiaramente all'inizio si inizia con piccole gocce e poi si vede i risultati. I risultati dovrebbero vedersi dai 3 ai 7 giorni e si beve chiaramente mezz'ora prima di andare a letto. Poi cosa facciamo? Visto che la situazione in Italia è piuttosto importante, prendiamo il nostro quadrante radiostesico per le energie universali e cosa facciamo? Mettiamo qui o un bicchiere d'acqua oppure la foto di una persona o un testimone. Ipotizziamo che ci sia un bicchiere d'acqua, quindi prendiamo, facendo girare ad esempio antiorario, vedete? Prendiamo la forza. Quando praticamente il pendolino ha fatto almeno 21 giri o si è caricato abbastanza e si ferma, andiamo sul bicchiere d'acqua e facciamo orario. Ad esempio vogliamo mettere un po' di intuizione nel bicchiere o nel testimone, nel bicchiere d'acqua chiaramente perché dopo berremo l'acqua, vedete? Quindi cosa faremo? Andremo in intuizione, estrarremo l'intuizione dall'universo, da questa forza universale, e poi la metteremo nella forza vitale del bicchiere o del testimone, vedete? Ad esempio vogliamo dargli più energia al bicchiere d'acqua che poi verrà al testimone oppure direttamente alla persona se è distante, faremo così, prendiamo l'energia, quando finisce la sua corsa ci posizioneremo sul testimone o sul bicchiere d'acqua e faremo in senso orario, vedete? E questo lo fate anche con tutte le forze in campo a vostra discrezione. Bene, fatto questo possiamo bere il bicchiere d'acqua o togliere o lasciare anche il testimone per almeno qualche oretta, ma in ogni caso dal momento che l'avete attivato funziona. Quindi prendiamo il prossimo circuito e ipotizziamo che siete sempre voi che volete in un certo senso avere l'amore universale. Prendete questo circuito che ha fatto Giorgio Picchi, prendete, mettete il testimone, questo è l'amore universale, e a questo punto lo aggregate, vedete? Questo è puro amore universale, il circuito dell'amore universale fatto da Giorgio Picchi, anche lui un grandissimo radiestesista. Finita la corsa del pendolino, oppure minimo 21 giri, voi vi fermate, prendete il circuito e lo posizionate in un posto sicuro e
può stare tranquillamente anche un mese e anche di più, perché questo è amore universale. Bene, fatto questo, cari amici, il vostro Marietto è finito per la pillola di oggi. Vi ringrazio di avermi seguito fino qua. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del Degate Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!